Prima di entrare nel vivo del programma di oggi vi rammento che sul nostro sito web www.radiomagazine.net insieme al file audio da scaricare in podcast potrete trovare altri contenuti, compreso notizie e testi, e dove potrete accedere a eventuali donazioni a sostegno della nostra iniziativa editoriale. Vi rammento anche la nostra email per inviare commenti e suggerimenti, per segnalare eventi e notizie o anche per proporre argomenti e interviste. Email radiomagazineinfo@gmail.com. Ripeto, email radiomagazineinfo@gmail.com. Ulteriori contenuti suddivisi in playlist li potrete trovare anche sul nostro canale YouTube Radio Magazine Official, a cui vi invito a iscrivervi. Al microfono Dario Villani. L'Italia ha subito l'occupazione nazista all'atto della firma dell'armistizio l'8 settembre 1943, ma la guerra per gli ebrei italiani si può dire sia iniziata all'atto dell'entrata in vigore delle leggi razziali il 3 settembre 1938. Ciò significa che la cancellazione delle libertà individuali sono un campanello d'allarme di quando le cose non vanno bene. E la giornata della memoria di quest'anno la celebriamo con un ospite d'eccezione. È ospite della nostra trasmissione il dottor Mario Venezia, presidente della Fondazione Museo della Shoah di Roma. Buongiorno e benvenuto nel nostro programma. Buongiorno a tutti. Ecco, dottor Venezia, vogliamo illustrare ai nostri ascoltatori gli scopi della fondazione che presiede? Ho visto innanzitutto che avete un sito web molto ricco e un'altrettanta presenza sui social molto interessante, credo soprattutto col proposito di stimolare i giovani, a cui principalmente è rivolta questa giornata celebrata soprattutto nelle scuole? Sì, allora direi che sicuramente la Fondazione Museo della Shoah nasce con l'intento di divulgare quella che è la conoscenza dei fatti storici al tempo stesso, divulgarli dopo averli studiati e analizzati, e direi anche poi testualizzare anche un messaggio civile con riferimento a quella che è l'attenzione dai pericoli dell'assolutismo, dei regimi dittatoriali, e direi anche un invito al rispetto e alla tolleranza per gli altri. Quindi è un elemento che mischia caratteristiche storiche, quindi rivolte al passato, ma anche attualizzazione. Questo è il primo punto. Per quanto riguarda la presenza sui social, noi abbiamo iniziato ormai anni fa, direi prima della pandemia, a rivolgerci a un pubblico più ampio. Perché più ampio? Perché non abbiamo una sede museale molto estesa, questo quindi il numero di spettatori che può partecipare ai nostri eventi è piuttosto limitato, mentre l'interesse che abbiamo riscontrato è molto ampio. Ecco perché ci siamo attrezzati con la possibilità sin da allora di portare i nostri interventi su YouTube, sui social appunto di comunicazione, anche per chi non fosse presente a Roma. Ovviamente abbiamo poi dato una spinta al linguaggio più rivolto verso i giovani, in particolare TikTok. Questa è stata una scelta, devo dire, abbastanza coraggiosa, perché pensare di inserire concetti di carattere storico su un canale un pochino più, diciamo così, rivolto all'entertainment poteva sembrare una scelta avventata. Così non è stato, e posso dire che qualche settimana fa siamo stati invitati da TikTok Germania a un bellissimo incontro con diverse istituzioni appunto museali o comunque di divulgazione scientifica, e abbiamo rappresentato di fatto una voce italiana, quindi con grande interesse, un progetto paneuropeo con TikTok. Ecco, abbiamo, devo dire, un grande seguito, e questo è tutto l'anno, non è solamente il giorno della memoria. Ecco, in relazione alla giornata della memoria sono stati affrontati vari argomenti riguardo le persecuzioni degli ebrei, fra cui anche il riconoscimento dei giusti fra le nazioni. Ecco, un argomento che io in un certo qual modo vorrei anche accostare alle problematiche
relative al regime collaborazionista di Vichy in Francia, dove invece di aiutare gli ebrei furono ulteriormente perseguitati, no? Ecco, e io su questo vorrei dire che ho notato un angolino molto interessante del vostro sito web, che è relativo alla memoria storica degli atti delle corti di assise italiane che si occuparono sia delle persecuzioni e dopo della punizione dei delitti da parte dei fascisti. Ecco, in merito alla situazione italiana, che cosa possiamo dire appunto riguardo la questione del riconoscimento di coloro che aiutarono gli ebrei, il riconoscimento sotto il profilo dei giusti fra le nazioni? Sì, allora sono dei temi che si intrecciano. Da un lato e abbiamo voluto analizzarli con più attenzione e con più approfondimento, proprio per evitare che ci possa essere un manto di conformista su questo tema, no? E quindi accomunare tutti gli aspetti senza evidenziarne le caratteristiche. Da un lato abbiamo avuto una serie importante anche in Italia di delatori, i quali denunciavano gli ebrei alle autorità perché poi potessero essere catturati ed evidentemente deportati e uccisi, e questo veniva fatto non solo per ideologia politica ma anche per denaro, perché c'era una taglia sugli ebrei denunciati variabile a seconda dell'età dei denunciati, decrescente per bambini avevano una taglia inferiore, quindi proprio c'erano delle taglie, così come si fa con i delinquenti. In quel caso era relativo soltanto agli appartenenti alla razza ebraica secondo le denominazioni tedesche naziste. Questo è un lato della medaglia. Noi dall'altra parte abbiamo voluto vedere, che poi non è una medaglia, è un disonore, ma dall'altra parte invece abbiamo voluto vedere con un pochino più di attenzione, analizzare, ecco perché abbiamo prodotto un documentario che andrà in onda in Rai il 26, Rai 3 sul 26 in seconda serata, il 26 gennaio, l'attenzione su quelli che sono i giusti tra le nazioni. Allora, il museo di Yad Vashem in Israele ha istituito un'apposita commissione ormai dagli anni 50, una commissione che analizza testimonianze, documentazioni, ricostruisce storicamente in modo documentale il più possibile accurato le vicende di queste persone che eroicamente, questo è il termine che voglio usare, sottolineo eroicamente, pur non essendo di religione ebraica, hanno contribuito a salvare degli ebrei, mettendo a repentaglio la propria vita e quella dei propri cari, il tutto senza chiedere compensi, e quindi non hanno avuto compensi, e senza pubblicizzare la cosa. Questo riguarda appunto questo elemento che io per questo definisco eroico, che era definito, e a questo punto alla fine di un'istruttoria molto approfondita può esserci o meno il rilascio di questo attestato, di questo riconoscimento. Al momento in Italia abbiamo più di 700 casi, alcuni sono recentissimi, e quindi domenica sera, 21 sera, all'auditorium della Confindustria a Roma ci sarà una cerimonia con il riconoscimento di un'altra famiglia di giusti qui di Roma. Ripeto, è recente perché comunque i fatti storici, sia quelli negativi che quelli positivi, hanno bisogno di tempo per poter emergere. Le famiglie, come avevo detto prima, che hanno contribuito a salvare degli ebrei lo hanno fatto senza manifestare all'esterno le loro attività. Sono le famiglie dei salvati che normalmente predispongono la domanda e la inviano agli Yad Vashem. Questo per dimostrare appunto quella che è una profonda, radicata eticità nel comportamento dei salvatori, e il momento che noi vogliamo evidenziare è l'incontro tra le famiglie dei salvatori e le famiglie dei salvati. Perché diciamo famiglie? Perché queste attività non potevano svolgersi se non si sarebbero svolte se non ci fosse stata la complicità positiva e favorevole di tutti i componenti della famiglia. Voi immaginate una famiglia appunto di non ebrei che avesse ospitato clandestinamente degli ebrei, evidentemente era composta da diversi elementi, quindi poi parliamo dei bambini che magari a scuola avrebbero potuto raccontare qualcosa, parliamo delle persone appunto vicine alla famiglia stessa che avrebbero potuto narrare, mettendo a repentaglio tutti, sia i salvatori che i salvati. Quindi è tutta la famiglia che ha effettuato il salvataggio
salvataggio, e lo stesso i salvati nella massima riservatezza e purtroppo in condizioni di clandestinità sono riusciti in qualche modo a sfuggire alla repressione e alla caccia nazista. Questi sono momenti molto importanti e devo dire anche molto commoventi. Chi ha avuto la fortuna di partecipare a queste cerimonie percepisce proprio questo incontro di umanità che va al di là della storia. Ecco, il dottor Mario Venezia in collegamento telefonico da Roma, presidente della Fondazione Museo della Shoah. Lei prima ha citato un documentario in collaborazione con la RAI. Vedo che dal vostro sito web si evince che c'è una stretta collaborazione con la RAI. Tra l'altro, mi permetta di aprire una parentesi, abbiamo un qualche cosa in comune, perché io sono figlio di un partigiano, lei vedo che è figlio di un sopravvissuto. Tra l'altro è stato fatto un documento proprio riguardo suo padre. Ci vuol dire due parole su questo? Sì, è un documentario prodotto lo scorso anno. La Fondazione ha scelto sin dall'inizio di dare il proprio contributo anche con la produzione filmica, più in dettaglio documentari, perché in questo modo si raggiunge anche lì un pubblico più ampio e devo dire anche nel corso del tempo. Cioè il prodotto filmico, per esempio, noi li sottotitoliamo tutti quanti anche in inglese, può essere trasferito anche all'estero con evidentemente dei costi molto diversi anche di logistica rispetto a una mostra, per esempio, no? E quindi questa è stata la scelta. Tra i vari documentari prodotti c'è stato anche quello che è uscito lo scorso anno, sempre in collaborazione con RAI, relativo appunto alla vita di mio papà, Shlomo Venezia, e quindi è un racconto che viene riportato all'attenzione del pubblico. Devo dire che ha avuto un'audience molto importante. Questo tipo di documentari viene trasmesso normalmente in seconda serata, quindi va sempre parametrato il numero degli spettatori rispetto all'audience di quell'orario lì, e quindi ecco, devo dire che anche la RAI ha riscontrato interesse e quindi la collaborazione continua. Ecco, vedo tra l'altro proprio sempre dal vostro sito web, che invito i nostri ascoltatori a visitare, c'è un vostro impegno soprattutto per quanto riguarda la didattica. C'è uno sportello didattico per il Museo della Shoah, ci sono contenuti multimediali, c'è un canale YouTube. E tra le altre cose credo che una parte molto interessante è relativa alle mostre fotografiche itineranti riguardo la Shoah, dove peraltro vengono prodotti dei cataloghi molto interessanti. Due parole anche su questo e poi la salutiamo, Presidente. Certo, ecco, nell'individuazione dei cataloghi, ecco la nostra attenzione al pubblico. Siamo usciti dal classico cliché del catalogo che ha delle dimensioni molto, molto importanti, molto corposi, spesso pesanti e non consultati, e abbiamo deciso di produrre dei cataloghi che siano più facilmente consultabili proprio materialmente, e questo sia in italiano che in inglese dà la possibilità sia al pubblico che ci viene a visitare nella sede della Casina dei Pallati. Vi invito tutti a farlo, l'ingresso è gratuito, occorre prenotare per avere un'assistenza migliore, quindi ripeto, sia con visita diretta che tramite web c'è la possibilità anche in questo caso di dare un contributo, di acquistare. È un modo sia per divulgare sia per dare una forma di sostegno finanziario alla fondazione che evidentemente è senza fine di lucro, questo sia ben chiaro, e che investe tutto quello che riesce a ottenere nella formazione. Noi adesso stiamo cercando, nel programma per il prossimo, sia per quest'anno che per il prossimo, di agevolare la formazione di giovani studiosi nel campo storico per interessarli a quel periodo della Shoah, perché non è semplice
avere storici specializzati in questo periodo. Quindi ci teniamo moltissimo a questo progetto in collaborazione con la Sapienza, cerchiamo, e lo stiamo già facendo, abbiamo delle ottime risorse disponibili dei giovani studiosi molto in gamba, perché si specializzino in quel periodo e diano continuità al messaggio didattico. Ecco Presidente, ancora una domanda. Sono diversi anni che mi occupo di questo argomento con una certa umiltà e spesso mi sono posto degli interrogativi, sì, e coltivo anche l'interesse per l'elettronica, e girando per fiere dedicate a radioamatori si trova spesso materiale surplus, radio d'epoca allocate su carri armati sommergibili nazisti, e viene fuori che in queste apparecchiature c'è una tecnologia talmente certosina, quasi da orologiai svizzeri, no? E quindi sì, ti viene questa domanda, questo interrogativo: ma com'è possibile che per produrre una tecnologia simile ci vuole un intelletto e una formazione culturale superiore? Come mai che una cultura simile sia stata messa a servizio del male? E ancora di più se si pensa alla tecnologia sviluppata in campo missilistico, no? Intendo dire, in genere c'è da aspettarsi che il male possa fartelo chi è totalmente ignorante, ma no da parte di chi ha una formazione accademica e un ingegno simile, no? Sì. Ecco, grazie a Dio noi abbiamo avuto dei personaggi come Enrico Fermi che dall'Italia fascista sono andati via. Non mi aspetto una risposta esauriente da parte sua su questo argomento, perché so che probabilmente su questa domanda ci si interroga da almeno 75 anni. Esattamente. Cosa ha da dirmi in merito? È già arrivato al punto, ma comunque è chiaro che anche questo è un argomento di grande interesse, un argomento che suscita continui dibattiti e approfondimenti. Io penso di poter dire così, ecco, dando un contributo, adesso è qualche anno che seguiamo molto da vicino le varie vicende che si evolvono nel tempo, sia di carattere storico ma direi anche filosofico. C'è un tema di fondo, occorre vedere alla fine qual è l'aspetto, diciamo la finalizzazione che viene data al proprio sapere. Mi permetto di dire, come diceva lei prima, il tema riguarda adesso un dibattito molto sentito sull'intelligenza artificiale. Il tema non è l'intelligenza, il tema è la finalizzazione. Qual è la finalizzazione? Allora, nel momento in cui vi è la capacità di finalizzare questa grande potenza verso obiettivi che non sono quelli, diciamo, umanamente condivisibili, ma si ha la capacità di spingere, di convogliare, di indirizzare una popolazione, seppur colta, verso quella finalizzazione, ecco che la competenza viene messa a disposizione di quel fine. Questo è il tema. Il meccanismo non è la competenza, è la finalizzazione. E il meccanismo difficile da capire è come sia possibile finalizzare, diciamo così, questa grande capacità. E questo è il grande tema, ma questa è anche l'unicità della Shoah, perché questo grandissimo delitto contro l'umanità è stato compiuto proprio nel cuore dell'Europa. Io non lascerei da parte in secondo piano l'Italia, perché l'Italia ha giocato un ruolo purtroppo molto importante e negativo, e anche in Italia abbiamo una presenza culturale di altissimo livello, culturale direi anche religiosa molto importante, molto articolata, e comunque l'Italia purtroppo ha giocato la sua parte in negativo. Quindi sono temi che colpiscono molto di più, ripeto, perché c'è questa contraddizione. Non vedo la contraddizione perché c'è la finalizzazione di queste competenze. Quello è il passaggio debole. Va benissimo, dottor Mario Venezia, presidente della Fondazione Museo della Shoah da Roma, grazie per aver partecipato alla nostra trasmissione, spero di risentirla quanto prima. Grazie a voi, buona giornata, grazie. Si conclude qui il nostro programma di oggi. Vi rammento che sul nostro sito web www.radiomagazine.net, insieme al file audio da scaricare in podcast, potrete trovare altri contenuti, compreso notizie e testi, e dove potrete accedere a eventuali donazioni a sostegno della nostra iniziativa editoriale. La nostra email è radiomagazineinfo@gmail.com. Ulteriori contenuti suddivisi in playlist li potrete trovare anche
anche sul nostro canale YouTube Radio Magazine Official, a cui vi invito a iscrivervi. Un saluto da Dario Villani. Avete ascoltato Radio Magazine. Vi diamo appuntamento la settimana prossima.